Sabato, ho fatto il riso e patate come una volta. Riso e patate. Come faceva mia mamma. Un po' che proprio la into, ho cavato come filante, guarda. Oh. E un po' che mozzarella e formaggio. Favorito, come veramente consolato. Viene sempre al momento giusto. Patate. Sta Tipo, giornata sacci quanti voto faccio visti con le patate in mano. facciamo come patate di tutte specie. Patate con pasta, riso con patate, patate quattro di patate. Patate fritte, patate fritte, patate si fa tutte fatte. Stamattina Oggi come le facciamo? riso e patate. Riso e patate. Riso e patate. Come faceva mia mamma. Una ricetta antica, Andiamo tradizionale. che mo frivano e patate, frivano invece mamma ha fatto tutte cose insieme. E noi facciamo come E facevano una faceva mia volta. mamma. A noi ci piace la cucina una volta, sapete? Sì, perché ogni tanto la cucina tradizionale è sempre buona. Le tradizioni si devono mantenere. E faccio pure la non ti caricare. Io, quello che Sapete, a me faccio, queste cose mi piacciono assai. t'ha già mettere, t'ha già fatto da quando è me. Sapete, quindi stiamo tagliando le patate Sì, a pezzettini, a pezzettini. piccole piccole. Piccolo piccolo, però è rimasto pure qualcuno che con la forchetta e scamazze, capito? Stesso nel sugo. Sempre nel zucchero. Vedete, abbiamo tagliato tutte le patate. Adesso andiamo a sciacquare, Le sciappiamo, prendiamo la pentola. le scoliamo dall'acqua Sì, tanto bella a sciacquare. E mettiamo in pentola. e andiamo in pentola. Poi mettiamo acqua. Acqua. Quando Le patate. basta, Quando quando basta. basta. Questo serve per fare il sugo, per farle cuocere. Ti ho detto, adesso stiamo a friggere la cipolla, friggere i patate, la pomodoro e poi facciamo mia mamma. Fuoco acceso E mettiamo e pentola con le patate sul sul fuoco. fuoco. Se vado a mettere la bella cottonella di prosciutto. Una cotica. È cotica di prosciutto crudo, Cotica di prosciutto. non di maiale. Poi mettiamo dei pomodori, Andiamo a sciacquarli. Pomodori. Tutto in pentola direttamente, tutto in pentola. tutto bollito. Non fa manca male. Sedano. Sciacquiamo sempre tutto. Dobbiamo sciacquare sempre tutto. Sedano. Sedano in pentola. Abbondante, sapete? Sì. Lo so, già venendo a mangiare. Hanno più sapore. Già facciamo bollito. Giù ultimo manco sedano. Olio. Olio extravergine d'oliva. Sì, sempre. E facciamo così. Ma 4 ore, 20 minuti si cuoce la patata. E ti mangi il riso. Quindi facciamo cuocere lentamente, mettiamo qua. Ok, mettiamo qua vecchio. A dopo. E dopo. Lasciami su poco una molla in acqua. E meniamo il riso. I patati sono cotti. E che so che il patano face mia mamma. Bellissimo, zia Teresa. E che non fanno manco male. Sono bollite. Riso in pentola. Sì. Sale, quando basta. Andiamo a salare. Ecco qua. E ma aspettiamo 15 minuti che si fanno. Perfetto, zia Teresa. Ecco qua. A tra poco. Zia Teresa, Oggi mi si bucciare il formaggio e prova. avete messo anche le scorze di formaggio? Sì, ci vuole. E giriamo, Ecco qua. Lasciamo sciogliere il formaggio. E la prova. Allora, E poi? me le mettiamo nel piatto. Ecco qua, zia Teresa. Poi che ti faccio mangiare, sabato? Riso e patana. Riso e patata a modo mio come faceva mia mamma. Ma si facevano una volta. Un po' che pepe, i mozzarella e formaggio oggi mi sai? Un poco pepe, non esageriamo. Sabato ho fatto il riso e patata come una volta. Riso e patate. Come faceva mia mamma. Un po' che proprio la into, ho cavato come filante, guarda. Oh. E un po' che mozzarella e formaggio. Favorito, come veramente consolato.